Verso una svolta il caso Una Bomber, la procura di Trieste chiede di effettuare la prova del DNA su alcuni reperti. Fra le persone sottoposte a indagini c'è anche Elvo Zornitta. Il Comune di Venezia risarcirà fino alla metà dei danni coloro che hanno subito una spaccata nell'ultimo periodo. L'annuncio è arrivato dal sindaco Brugnaro, il provvedimento potrebbe entrare in vigore tra poche settimane. E non si fermano intanto le spaccate. Nel veneziano nuovi colpi messi a segno in un negozio in piazza Municipio Marghera e alla piscina comunale di Sant'Alvise. Parla ai nostri microfoni Giuseppe Mazzone, l'autista CTV che a Mestre è riuscito a far bloccare dalla polizia un uomo con un grosso coltello a bordo dell'autobus che stava conducendo. Vento forte e possibili nevicate da questa notte, le previsioni meteo indicano un peggioramento delle condizioni, la macchina operativa è già mobilitata. La Akzo Nobel di Scorzè annuncia la chiusura per trasferire tutto all'estero. Una cinquantina di dipendenti della multinazionale che opera nel settore delle vernici perderanno così il posto di lavoro. Domani mattina alle 11 a Venezia i funerali di Giulia Ramelli, l'istruttrice di sci veneziana uccisa a 34 anni da una valanga sul Nuvolau, sopra Cortina d'Ampezzo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali una notizia che ha del clamoroso. Si va verso una svolta del caso Una Bomber. La Procura della Repubblica di Trieste chiede di effettuare la prova del DNA su alcuni reperti già sequestrati nell'ambito delle indagini. Fra le persone sottoposte c'è anche Elvo Zornitta. Se consideriamo, come molti hanno fatto, colpevole una persona perché in casa sono stati trovati gli ovetti Kinder, sono stati trovati eccetera eccetera, guarda, tra le carte che abbiamo ritrovato noi e tra i cittadini su cui sono state svolte delle indagini abbiamo trovato, e se quei cittadini lì fossero stati messi, pubblicati sui giornali, resoconti di quello che hanno trovato in casa, ti direi che gli Una Bomber sono almeno una decina, nel senso che ho personalmente letto e leggerò di perquisizioni che hanno portato al rinvenimento di ordigni addirittura, cioè, quindi, come dire, però quei cittadini non sono finiti in prima pagina. Lo aveva quasi previsto Marco Maisano, il giornalista autore di un podcast che di fatto aveva portato alla riapertura delle indagini sul caso Una Bomber, intervistato da Ferdinando Avarino poco più di un mese fa per Ring. Quanto deciso oggi dalla Procura della Repubblica di Trieste rappresenta con tutta probabilità una svolta decisiva. In una nota il procuratore De Nicolo ha comunicato di aver chiesto al giudice per le indagini preliminari di procedere con un incidente probatorio, leggasi indagine sul DNA, su 10 reperti, oggetti sequestrati nell'ambito delle indagini sull'attentatore, per arrivare appunto al responsabile o ai responsabili. La Procura pertanto considera di necessità persone sottoposte ad indagine tutti quelli che, si legge nella nota, avevano rivestito tale posizione nel corso dei procedimenti già avviati dalla Procura stessa e successivamente archiviati. Fra essi c'è anche Elvo Zornitta, considerato l'indiziato numero 1, iscritto nel registro degli indagati nel 2004 e archiviato solamente 5 anni dopo, che si è visto riconoscere 300.000 euro di risarcimento dallo Stato per il danno subito dalla lunga inchiesta. La svolta si ebbe quando vi fu l'evidenza della manipolazione di un reperto da parte di Ezio Zernar, l'allora capo del Dipartimento di Indagini Criminalistiche di Mestre, poi condannato per aver fabbricato una prova falsa a carico dell'ingegnere di Azzano X. Maurizio Paniz, difensore di Zornitta, ha espresso fiducia nella Procura di Trieste, definendo fisiologico l'inserimento di quest'ultimo. A queste 10 persone se ne è aggiunta un'altra, sulla base di una cosiddetta fonte dichiarativa, la cui attendibilità, scrive De Nicolo, appare problematica e tutta da verificare. Al momento, nei confronti delle 10 persone menzionate nella richiesta di incidente probatorio come sottoposte ad indagine, non sono stati acquisiti elementi che possano convogliare le investigazioni in una direzione precisa. L'accertamento del DNA potrà, come la Procura spera, fornire elementi utili a tale scopo. Ogni attribuzione di responsabilità che si volesse frettolosamente ricavare a carico di taluno dei soggetti indagati, così si chiude la nota del procuratore, costituirebbe illazione gratuita sfornita di elementi di riscontro. Il Comune di Venezia risarcirà fino alla metà dei danni coloro che hanno subito una spaccata nell'ultimo periodo. L'annuncio è arrivato nella giornata di oggi, a farlo il sindaco di Venezia, Brugnaro. L'idea è quella che il Comune di Venezia troverà le risorse
per rifondere i danni di queste vetrine in quota parte. Noi pensavamo un 50% fino a un massimale di 2.000 euro. Risarcire il 50% dei danni fino a 2.000 euro a negozianti, esercenti, associazioni culturali o sportive che hanno subito una spaccata. Di fronte ad un fenomeno che si ripete con cadenza pressoché quotidiana un po' in tutto il territorio comunale, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro annuncia un gesto che vuole essere di vicinanza e solidarietà delle istituzioni verso i suoi concittadini. Devo parlare con i miei assessori, dobbiamo stendere una delibera di giunta, ma immagino 2 o 3 settimane al massimo. Saremo molto operativi e saremo retroattivi anche, perché non sarà solo da oggi in poi, ma prenderemo anche, non so, gli ultimi 2 anni di quello che è successo, chiaramente con fatture, con tanto, poi faremo anche un accordo con la di finanza per verificare che non ci sia quello che poi se ne approfitta, ma insomma non è questo il tema, lo faremo bene, ma pensiamo di voler agire. Dobbiamo dimostrare ai cittadini che facciamo qualcosa e che io oltre la mia fantasia non vado. Brugnaro non esclude che in futuro la stessa iniziativa possa essere estesa a tutta la città metropolitana. Venezia, aggiunge il sindaco, resta in prima linea contro la criminalità. È la città più videosorvegliata d'Italia e la sua polizia locale, agendo di concerto con le altre forze dell'ordine, ha recentemente raggiunto un numero di espulsione di clandestini tra i più alti. Occorre però anche un cambio di marcia deciso a livello nazionale. Io credo siano molte persone, non credo ci sia un'unica persona. A me mi sembrano rapine da disperati, che fanno danni molto più di quello che portano via. E sono disperazione però che crea ulteriore disagio, ulteriore disperazione. Rischiamo anche che la gente, i cittadini rischiano di farci giustizia da soli. Io ho proposto più volte di fare una nuova norma con un giudice penale di pace, no? Che possa diventare, il giudice di pace possa avere poteri penali e magari almeno farle tenere in cella da noi, almeno 10 giorni. Io ho detto fino a un massimo di 10 giorni, però qualcosa devi fare, non è possibile che non si faccia nulla. Intanto le spaccate continuano, così a Marghera in un noto negozio di abbigliamento. Hanno cercato di sfondare la vetrina per portare via i capi di abbigliamento che ci sono all'interno. Non è la prima volta che i ladri si accaniscono contro il negozio di abbigliamento Marzaro in piazza Municipio, uno dei più noti e grandi di Marghera, proprio nel cuore della città giardino. In passato era successo lo stesso anche alla vicina farmacia, con modalità pressoché identiche. Stavolta, però, nonostante il pesante tombino scagliato contro il vetro antisfondamento di Marzaro, la vetrina non ha ceduto. Goldin è un commerciante storico della zona e si fa portavoce per una situazione diventata insostenibile. Perché questo quartiere mi sembra che sia un quartiere un po' abbandonato. Non possiamo essere un quartiere di serie B. Speriamo che in seguito anche le autorità comunali si prodighino per dare una maggiore sicurezza a questo quartiere e che questi poveri commercianti, che sono rimasti in pochi ormai, possano almeno esercitare la loro attività con una certa sicurezza e serenità. I danni sono ingenti, nonostante non ci sia stato furto. Per riparare la vetrata ci vorranno 3.000 euro e se le cose non cambieranno saranno a rischio anche i posti di lavoro dei dipendenti dei negozi, che ormai esasperati potrebbero addirittura chiudere. Se siamo continuamente molestati, la gente non gira più nel quartiere, crea un grande disagio per il commercio e anche per i dipendenti che lavorano in queste attività, perché in questo modo ci troviamo in condizioni alquanto precarie. Copione del tutto simile in piscina a Sant'Alvise. Verso le 4 l'operatore centrale mi ha contattato per un controllo interno alla sede della piscina di Sant'Alvise a Cannaregio. Una volta dentro l'impianto sportivo mi sono accorto che alcuni dei distributori automatici di merendine e bevande per l'ennesima volta erano stati scassinati. La guardia giurata in servizio a Cannaregio lo sa, come oramai molti del sestiere, perché è almeno la 4ª volta che qualcuno scavalca il muro del Parco Groggia a Sant'Alvise e sfonda la porta d'ingresso del centro sportivo Costantino Reyer, una struttura comunale a difesa della quale già a dicembre Sara Wiesmann del Movimento 5 Stelle aveva chiesto al comune provvedimenti urgenti. E dopo 2 spaccate in modo molto ravvicinato ho presentato una mozione all'interno della sessione di bilancio, ma questa è stata sonoramente bocciata con la motivazione che qui eravamo
quasi un'isola felice, tutto era sotto controllo. In realtà dopo la presentazione di quella mozione ci sono state altre ben 2 spaccate. Il bottino è sempre modesto, a preoccupare piuttosto sono i danni prodotti da ogni effrazione. Il problema grosso è che rompono le porte antipanico ed è già l'altra volta più di 2.000 euro di danni e questa volta saranno stati altrettanti. Siccome questo è un complesso, la Costantino Reyer, tutto il complesso pubblico, e chi paga? Durante l'intervento assieme alla Polizia di Stato, la guardia giurata Pierpaolo Zaggia racconta come l'effrazione ad uno dei distributori automatici non fosse stata portata a termine. Probabilmente l'attivazione del sistema d'allarme ha suggerito una fuga precipitosa dopo un rapido raid in cerca di contanti. Alcuni cassetti della portineria erano sottosopra e sui distributori c'erano probabili tracce di sangue, segno che chi ha rubato si è fatto male. Sempre per la cronaca parla ai nostri microfoni Giuseppe Mazzone, l'autista CTV che a Mestre è riuscito a far bloccare dalla polizia un uomo con un grosso coltello a bordo dell'autobus che stava conducendo. Questo il suo racconto. L'adrenalina per quanto successo martedì sera scorre ancora, ma lui sta bene e non si sente un eroe. Il racconto di Giuseppe Mazzone, l'autista della CTV, che è riuscito a far individuare un uomo seduto a bordo di un autobus della linea 31 a Mestre, armato di un grosso coltello. Sono contento di aver fatto tutto questo perché non me lo sarei mai perdonato se l'avessi portato verso il centro di Mestre e quindi magari lasciarlo in mezzo a un'altra folla e magari qualcuno poteva aver avuto conseguenze molto peggiori. Quindi è andato tutto bene e rinnovo i ringraziamenti alla questura di Mestre. Tutto è accaduto verso le 19 di martedì. Ho visto un passeggero salire dalla porta posteriore e portarsi nella zona anteriore della postazione guida e mentre lo vedevo giungere davanti ho visto che c'era parecchia gente, parecchi passeggeri che uscivano dall'autobus con molta fretta ma senza dare allarmismo. Quando è arrivato davanti alla postazione guida ho visto che aveva un grosso coltello in mano, al che l'ho detto, ho messo subito in moto l'autobus perché volevo andare via. Sono ripartito subito in modo da poter portare via anche il soggetto davanti alla folla che c'era in stazione e mentre andavo verso una zona periferica e quindi non affollata sono riuscito a contattare gli agenti della polizia della questura di Mestre. Durante il percorso l'autista ha simulato un guasto dell'autobus di cui era la guida. Continuava a guardarmi perché lui era a due metri da me e quindi lui mi incitava a dover andare avanti. Io ho detto guarda, mi dispiace amico, ma l'autobus si è proprio fermato, infatti visto che si è bloccato subito, ma nel frattempo lui non sapeva che erano in arrivo le forze dell'ordine. Questa dunque la testimonianza raccolta dal nostro Lorenzo Maier. Parliamo adesso di Covid, della sottovariante Kraken, sottovariante all'Omicron che è arrivata anche nel veneziano. La variante Kraken è ampiamente diffusa negli Stati Uniti, approda anche in Veneto. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Venezia ha registrato la presenza di 2 sequenze appartenenti alla sottovariante di Omicron, la cosiddetta Kraken. Una proviene dalla provincia di Vicenza e una da quella di Verona. Si tratta della terza e quarta identificazione nel territorio regionale, dopo quelle già rilevate in provincia di Venezia all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Non è noto se i campioni provengano da persone di ritorno dall'estero né se queste siano residenti nel territorio regionale. Il risultato è stato ottenuto nell'ambito dell'attività di sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità sui campioni positivi per Covid-19 notificati in Veneto il 9 e 10 gennaio scorsi. In una nota l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie precisa che si tratta di una delle varianti che ad oggi sta destando preoccupazione per la sua capacità di diffondersi, ma fortunatamente non per la sua aggressività. Non si sa ancora se, come negli Stati Uniti, questa variante diventerà dominante in Europa e se potrà avere un impatto nel numero di casi. Al momento gli studiosi ritengono che sia improbabile possa causare seri problemi in un paese come l'Italia, con un'elevata copertura immunitaria data dalla vaccinazione e dalle precedenti infezioni. Per ora la sua frequenza in Europa è ancora bassa, si parla del 4% nelle ultime 2 settimane e in Italia il numero dei casi riportati risulta sporadico.
Vento forte e possibili nevicate da questa notte. Le previsioni meteo indicano un peggioramento delle condizioni. La macchina operativa è già mobilitata per fronteggiare la situazione. Spargisale in azione nelle strade. Facciamo il punto. La morsa del generale inverno si fa sentire anche a Venezia, con un brusco abbassamento delle temperature in queste ore, e dalla mezzanotte di oggi scatta l'allerta per il rischio neve e vento forte. La protezione civile del Comune di Venezia è già al lavoro, così come gli addetti a spargere il sale, come spiega il vice sindaco e assessore alla protezione civile Andrea Tomaello. Possibili nevicate dalla mezzanotte di oggi fino alle 6 di domani mattina e vento forte lungo la costa veneta e veneziana dalla mezzanotte di oggi a mezzogiorno di domani. Invitiamo tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione e comunque a seguire tutti gli aggiornamenti meteo sul sito del Comune e anche su tutti i media. Molti i volontari e indipendenti del Comune e della città metropolitana al lavoro. L'invito a tutti è quello di usare massima prudenza. La situazione delle previsioni meteo verrà monitorata costantemente. Nulla è lasciato al caso. La città, insomma, non si farà trovare impreparata. Da questa sera, come è successo ieri sera, gli spargisale saranno in azione sul territorio della terraferma, ma più in generale sul territorio della città metropolitana. E a proposito di maltempo, vi mostriamo adesso delle immagini che ci sono arrivate pochi istanti fa da Chioggia. Siamo a Piovini, nella zona di Valli di Chioggia, le immagini di una nostra telespettatrice che ringraziamo. Quindi come vedete una sorta di grandinata, una vera e propria grandinata fuori stagione. Queste le immagini quindi che arrivano da Piovini di Valli di Chioggia. E noi passiamo alla cronaca sindacale. Lo stabilimento della Akzo Nobel di Scorzè, che ha annunciato la chiusura per trasferire tutto all'estero, un vero e proprio dramma. Purtroppo da ieri abbiamo ricevuto la notizia che l'azienda, il gruppo, che è una multinazionale, ha deciso di chiudere lo stabilimento sito a Scorzè, dove lavorano 50 persone, quindi 50 famiglie che dal 31 maggio non avranno più un sostentamento economico. L'Akzo Nobel chiuderà i battenti e 46 dipendenti a casa. Questa è la scelta della multinazionale che produce vernici e che ha deciso di trasferire a Malmö in Svezia tutti i volumi produttivi, sostenendo che il sito di Peseggia non sia più in grado di raggiungere il massimo potenziale. Ci sono lavoratori che ormai non sono più giovanissimi, tra cui il sottoscritto, e che avranno una notevole difficoltà a ricollocarsi. Al malessere dei lavoratori si aggiunge la reazione dei sindacati, che promettono battaglia su ogni fronte per la salvaguardia dei posti di lavoro e la ricchezza del territorio. Un'azienda sana, un'azienda che non aveva problemi in termini produttivi, di richieste da parte dei clienti, che ha deciso di spostare le produzioni all'estero. Ecco, questa è una cosa che noi ci metteremo di traverso e faremo tutto quello che possiamo per salvaguardare i posti di lavoro delle persone che restano a piedi e delle loro famiglie. La speranza che la ditta cambi idea è tuttavia uno dei punti su cui far leva, nonostante il settore delle vernici per legno sviluppi molta concorrenza nella provincia veneziana. Visto che comunque l'azienda è un'azienda che in ogni caso va bene ed è un'azienda che comunque ha sempre fatto i suoi volumi e la sua produzione nei tempi previsti, hanno sempre soddisfatto i clienti e quant'altro, quindi sarebbe un peccato. Quindi l'attenzione portata anche al Ministero ci fa magari sperare che possa esserci una ripartenza eventualmente della produzione. Chiediamo che l'azienda resti viva. Noi vogliamo mantenere il nostro posto di lavoro qui a Scorzè, in provincia di Venezia, perché l'azienda è sana e bisogna che tutti quanti facciano la loro parte. Verranno celebrati domani mattina alle 11 nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia i funerali di Giulia Ramelli, l'istruttrice di sci veneziana uccisa a 34 anni da una valanga sul Nuvolau sopra Cortina d'Ampezzo. È prevista una grande affluenza di persone, per questo la decisione di spostare il funerale dalla parrocchia salesiana di San Francesco di Paola alla Basilica di San Giovanni e Paolo. Giulia era originaria di via Garibaldi nella Sestiere di Castello. Al termine della cerimonia sarà portata in una gondola a remi di stata a lutto fino al cimitero di San Michele in Isola per la sepoltura.
E sono stati celebrati questa mattina nella Chiesa degli Artisti a Roma i funerali di Gina Lollobrigida, la grande attrice italiana scomparsa all'età di 95 anni. Questo il ricordo del direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera. Le rose rosse della sua grande rivale di sempre Sophia Loren e il tributo musicale dei Bersaglieri hanno accompagnato questa mattina il feretro di Gina Lollobrigida ai funerali celebrati a Roma nella Chiesa degli Artisti. Il ricordo per noi del direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera. Se n'è andata un'altra grande star degli anni d'oro del cinema italiano. Ormai rimane soltanto Sophia Loren a tenere alta la bandiera di quegli anni gloriosi in cui il cinema italiano dominava sugli schermi di tutto il mondo. Anzi, era proprio la rivalità tra la Bersagliera e la Ciociara ad alimentare le cronache di quegli anni. Gina Lollobrigida ha lavorato con i più grandi registi italiani, americani, francesi, di quegli anni, gli anni 50, 60, 70, 80, quando il cinema aveva ancora un peso determinante nell'economia dello spettacolo internazionale. C'è poi il rapporto intenso della diva con il Lido e la Mostra del Cinema di Venezia. Ogni sua apparizione al Lido scatenava le folle dei fan in delirio, tanto che si ricorda un articolo di Oriana Fallaci che nel parlare di lei dice la folla era entusiasta per l'apparizione di Gina Lollobrigida al punto da non accorgersi della presenza di un grandissimo artista come Igor Stravinsky. Chiudiamo dunque con questo doveroso ricordo l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Bentrovati al meteo. Il ciclone si sposta al centro-sud sul nostro territorio, il tempo migliora. Vediamo il dettaglio di venerdì 20 gennaio. Sul Veneto sarà più asciutto con cielo in prevalenza nuvoloso di mattina, ma a seguire avremo ampie fasi di schiarite, specie in montagna, ma non escluse anche sui restanti settori della nostra regione. Sulle Dolomiti permane un marcato pericolo di valanghe, grado 3 della scala di riferimento. Temperature minime in calo tra -2 e 1 grado, massime invece tra 3 e 6 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo molte nubi alternate a parentesi più soleggiate. Bora da moderata a sostenuta sulla costa. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 5-6 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, sarà soleggiato infatti, salvo nubi basse nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime sotto 0, massime sui 4 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.